È stato firmato oggi a Vittorio Veneto il patto per la lettura. Di che cosa si tratta? Si tratta di un patto che vede la collaborazione tra pubblico e privato, e quindi la biblioteca che si mette in rete con associazioni, con altri enti, anche con privati, con le librerie, avendo l'obiettivo comune di promuovere la lettura. A chi è stato proposto questo patto e chi l'ha sottoscritto? Immediatamente le scuole hanno ovviamente aderito, hanno già sottoscritto per esempio l'Istituto Cesana Malanotti, le librerie di Vittorio Veneto, ma poi anche singoli, il Cinema Verdi di Vittorio Veneto e altre associazioni. Che cosa si propone? Quali sono gli obiettivi anche per il futuro? Di mettere in rete tutte le attività che vengono fatte, molte di queste già sono attive da anni all'interno della nostra biblioteca e nel sistema bibliotecario del Vittoriese, ma di lavorare anche a nuove progettualità, con questo obiettivo fondamentale. Il libro deve essere un nostro compagno di vita. È stato siglato oggi il patto per la lettura. Quale soddisfazione da parte del bibliotecario di Vittorio Veneto? Immensa soddisfazione perché c'erano rappresentanti delle scuole, delle librerie, editori, associazioni e la risposta quindi è stata anche oltre le aspettative, quindi io ho usato un'immagine della pentola a pressione, siamo in tanti operatori culturali che operiamo in questo territorio e riuscire a fare rete, creare appunto questa sinergia è il primo obiettivo del patto. Essersi trovati così in una trentina, anche di più, di rappresentanti di queste realtà è già un gran bel punto di partenza. La biblioteca in questo modo vuole andare anche oltre, vuole andare all'esterno, fuori dai muri della sede del comune di Vittorio Veneto. La biblioteca intanto è un posto stupendo e vuole accogliere, e poi certo se le iniziative, le proposte non arrivano alla biblioteca oppure non è il luogo che si presta per quell'iniziativa lì, certo che la biblioteca è pronta ad uscire e ad avere delle estensioni anche in altri luoghi e soprattutto intercettare tutte iniziative, e ce ne sono molte in città che in qualche modo interessano noi operatori di biblioteca e i nostri utenti, quindi essere in grado di rimanere in contatto. Più o meno quanti sono i soggetti che hanno firmato questo patto e poi da domani che cosa succede? Saremo vicini ai 40, alla quarantina. Da domani cosa succede? È stata fatta la domanda all'incontro stamattina. È una bella sfida perché già vogliamo mettere in evidenza quello che già si fa. Con quelle che saranno le nostre risorse, i nostri tempi, l'idea è comunque di cominciare anche a queste belle realtà a farle dialogare tra loro e noi biblioteca essere un po' un polo di raccolta di questi stimoli. Quanto è importante appunto sdoganare la lettura non solo per le giovani generazioni ma per tutti? È importante perché leggere significa poter apprendere e capire la realtà da altri punti di vista. Abbiamo iniziato con il piede giusto, con grande entusiasmo e con grande partecipazione.